Allora, buonasera, siamo sempre a Genova, siamo sempre presso la trattoria e pizzeria Il Mulino di Genova Struppa con Federica, la titolare, colei che insomma più si occupa di elaborare le linee di cucina e io sono Umberto Curtis, mi occupo di enogastronomia da tanti anni, abbiamo insomma, pensato a questa iniziativa proprio per raccontare un po' un menù ligure e i nostri amici, i nostri spettatori potranno vedere le prime 2 puntate. Abbiamo cominciato con un antipasto di verdure ripiene, abbiamo continuato con proprio un minestrone alla genovese che veramente creava dipendenza e adesso Federica come secondo piatto cosa ci proponi? Uno stock a fisso accomodato, un insomma, must della nostra cucina ligure. direi che non c'è male, insomma, accomodato. Accomodato, sì, lo stock si mangia in insalata o bollito, Sì, verde. Poi vabbè, diciamo che ora in giro per Genova si propone in tanti modi lo stock a Sì, fisso, certo, insalate, certo, sì. molte varianti, È però un dono della natura proprio. Però diciamo che i must genovesi sono o al verde bollito, Sì, quindi sì. molto più semplice, molto più Sì. leggero, oppure Sì. accomodato che è uno stock a Sì. fisso un pochino più ricco. Sì, sì, sì. Tra l'altro ci si è interrogati sul perché, no, di questa parola, perché poi facciamo anche Sì. le trippe accomodate. E accomodate cioè significa che il pesce viene conciato, cioè viene cotto con l'olio via via, un umido che progressivamente insomma viene conciato, proprio come direbbero i gastronomi del Rinascimento. E noi diciamo accomodato, nel senso che poi sta benissimo, sta proprio comodo con le sue patate, le sue fagiolane, i suoi pinoli, no? E così via. E tu Federica il tuo cuore batte più per lo stocche o per il baccalà? Più per lo stock, Sì, forse, sì, che non per sì. il baccalà, sì, i cuculi, cioè il baccalà genovese alla fine sì. sono i cuculi, Sì, più che sì, altro. i Poi vabbè cuculi, si fa vabbè, in tanti altri sì. modi, anche lì al verde, al forno, sì. con la No, veneziana. forse sì, Però per me nel nostro immaginario lo sì. stock. Lo stock, noi abbiamo anche questo modo di abbreviare lo stock, Lo no? stock, ma poi proprio anche l'immagine, non so, di tanti negozi che ormai non ci sono più, con lo stock sì. dentro che passa, che è il Vero, bagno, i vecchi Sì. lavandini di marmo antico genovese. Come no? Racconti cose veramente suggestive. Piuttosto che le trippe, Sì. cioè quei negozi che a Genova sono rarissimi, C'è stata proprio un'ecatombe anche di tripperie. Non so se noi italiani ci rendiamo conto, no, di quanto abbiamo perso, perché ad esempio quando i turisti poi vengono a visitarci nei nostri centri storici restano anche incantati proprio da... C'è anche la tripperia storica che arriva a Salento Casana. Noi avevamo una Molasana molto molto bella, anzi Sì. i trippari di Molasana io Sì. ogni tanto li incontro ancora per camminare Sì. e c'è una vita, ce l'ho comprato, era Come no? bellissimo. Tra l'altro mi consigli anche, no? su cose come cucinare. Di trippa si andava a comprare. Ma come no, come no. E poi non si buttava via niente, no? Quindi- Adesso per noi anche ristoratori le trippe non sono di facile reperibilità, cioè non le macellano tutti i giorni. Sì, certo. Il nostro Cambiato fornitore ci tutto. dice i giorni che macellano le trippe perché comunque vanno Senz'altro. macellate Senz'altro. in tutte le cose e cucinate non è più come una volta. Sì. C'è un diverso smercio. Senz'altro. Ormai è finito la fase. Sì. Ma poi veramente anche i pescivendoli raccontano, no? che le passioni collettive sono magari transitate su altri pesci, ma invece lo stoccafisso, il centro storico aveva questi odori, poi noi era i macelli di Sozziglia, era appunto questi lavelli di marmo, poi dico, mi prendo proprio anche un minuto, lo stoccafisso proprio già in sé racconta una storia che è veramente avvincente, perché c'è questo ricco mercante veneziano, Guerini, che fa naufragio alle Lofoten, mi scuso con gli spettatori, ma chiama questo luogo Culo Mundi, cioè nel senso che è proprio una terra inospitale, no? Però poi si ambientano bene, malgrado tutto, e fanno questa scoperta, no? Di questo pesce che era un po' un liofilizzato, no? E infatti poi questo pesce arriverà a Venezia, arriverà a Genova, i pizzicagnoli tolgono gli storioni affumicati e cominciano a usare questo pesce che poi è proteico, un bel pesce, insomma si fa in molti modi ed è un pesce ricco e poi insomma si afferma molto in Portogallo, non so se è stata a Lisboa, Sì, il il bacalhau, quindi vogliamo un pesce, questo merluzzo, questo Gadus moro, proprio il nome è quello, e quindi noi ci siamo molto legati allo stoccafisso. Tra l'altro il ponente ha una ricetta che so che anche tu conosci, il branda cuyun, del samonese, soprattutto l'imperiese,
poi appunto già il nome è curioso. Sì, si sbranda proprio, si scuote. Brandalo, sì, sì. Fino ad avere proprio quasi una crema Una crema. che si metteva sulle gallette. Senz'altro, Noi senz'altro. ogni tanto lo serviamo, lo facciamo. Sì, sì, noi lo facciamo al sabato quando comunque Magari quando hai anche un po' più tempo. quando abbiamo più tempo, quando c'è più cosa da preparare, lo offriamo alla gente perché è una cosa forse un po' stuzzicante ma un po' meno comune, quindi solitamente piace torna sempre. E tra l'altro privilegiamo lo stoccafisso per il brandolo. Sì. Ad esempio la Francia, la Costa Azzurra c'è un piatto alla brandade morue, dove invece non di rado usano il baccalà. Il baccalà è molto più saporito, quindi sì. lo stoccafisso in realtà poi tanta gente non lo mangia perché dice che fa odore, che comunque ha un odore molto forte, ma in realtà è l'odore perché il gusto è molto delicato, questo è un pesce bianco, quindi è molto dolce poi. Sicuramente il baccalà è più saporito. Poi bisogna farlo sapere venire, sono tante tante cose. Quando fanno le sagre poi li comprano lasciano una settimana, bagni là. Sì. Tra l'altro racconta ancora una cosa tipicamente ligure, c'è un paesino bellissimo sempre dell'Imperia, che è Badalucco, dove fanno ogni anno questa festa dello stoccafisso alla Baucogna, cioè la Badalucco, che è un piatto collettivo, cioè al centro paese viene cotto tanto stoccafisso in questo modo proprio conviviale, con diversi ingredienti, se ricordo bene ci si mette comunque anche uvetta o noci, non ricordo in dettaglio, ed è proprio una festa grande perché poi si riferisce a una scampato ecidio, c'erano scorrerie, sai, piratesche, pare che sia nata così, hanno un po' la focaccia col formaggio per sfuggire a questi assalti, a queste razzie. Beh, direi che Romina ora non ci fa mancare. Grazie. Questa porzione appunto di stock che tra l'altro andiamo ad abbinare, adesso cambiamo vino. Cosa hai scelto, Federica? Abbiamo scelto un ciliegiolo, un vino rosso, quindi molto più, sempre comunque un vino leggero perché comunque i vini liguri non sono vini di grande corposità ma che non si sposa più. Sì, questo è una carne, quella dello stoccafisso, abbiamo una cottura in umido, quindi protratta, e allora andiamo su un rosso di facile leva. Il ciliegiolo è quasi un rosato, tenue. Ciliegiolo dell'azienda Bisson, che è famosa per lo spumante Abissi. Grazie. Il ciliegiolo tra l'altro è un vitigno che condividiamo con qualche altra regione, ad esempio la Toscana, dove anticamente veniva un po' usato proprio per smussare gli spigoli del Sangiovese, quando si diceva la sede del vostro Sangiovese è un po' birichina, un po' ruvido qualche volta. Tanto facciamo un bel cincin e poi assaggiamo lo stoccafisso. Ciliegiolo lo troviamo soprattutto nella DOC Tigullio e Portofino, ed è un rosso appunto di tenue struttura che si accompagna bene a piatti non impegnativi ma che al tempo stesso abbiano una carne, una cottura, un sugo, un intiglio. Salute a tutti.